Ciao, in questo video voglio parlarti dei disturbi neurologici funzionali. Cosa voglio dire? Parliamo quindi di debolezza muscolare, tremori, intorpidimento, crisi dissociative e problemi visivi, di audio, quindi acufene o addirittura di sbandamento, senso di sbandamento. Questi sintomi sono dovuti da un sistema nervoso ipersensibile, non sono dovuti, molto importante, non sono dovuti da problematiche organiche del sistema nervoso, quindi non sono causati da un danneggiamento del sistema nervoso come può essere nel Parkinson o può essere nella multipla sclerosi. Questi sono sintomi che vengono diagnosticati appunto con questo nome, disturbi neurologici funzionali, da un neurologo. Il problema è che i neurologi o comunque chi fa queste diagnosi dà al paziente questa nomenclatura dicendo che il sistema può essere andato in ipersensibilità per stress, per varie altre cause, ma poi non dà una terapia vera e propria su cosa devono fare queste persone. Quindi iniziano principalmente con dei farmaci per poi capire che questi farmaci non funzionano. E quindi in questo video voglio spiegarti qual è la soluzione, quella che ho studiato io, che offro io ai miei pazienti per risolvere queste problematiche. Chi sono io per dirti questo? Sono Alessio Veneziano, fisioterapista e fondatore del metodo Neurobalance. Dal 2021 circa divulgo questo metodo che mi ha dato un'incredibile mano a me come ex paziente di dolori cronici persistenti al collo. In questo podcast e anche YouTube channel, canale YouTube, parlo di dolori nociplastici. I disturbi neurologici funzionali in realtà sono dolori o sintomi nociplastici. Parlo molto di dolore in questo podcast o YouTube channel, ma non parlo quasi mai di sintomi non dolorosi. Nelle ultime uscite ho parlato del senso di sbandamento, che non è dolore, è una sensazione, ma oggi andiamo un po' più nel profondo. So che delle persone che mi seguono hanno disturbi neurologici funzionali e non sanno veramente come risolvere. Ho preso qualche appunto per non dimenticarmi nulla in questo episodio e iniziamo direttamente da come nascono questi disturbi neurologici funzionali e come tutti i dolori cronici nociplastici o sintomi nociplastici arrivano da un sistema nervoso ipersensibile. Perché è andato in ipersensibilità? Molto probabilmente a causa di eventi stressanti della vita. C'è stato un cambiamento molto molto stressante per il sistema nervoso e per la persona. Non a caso quando vado a chiedere quando è iniziato il tutto, mi dicono tutto è iniziato da quando mi sono divorziato dalla mia compagna, dal mio compagno, quando ho cambiato lavoro, sotto il Covid, e quindi pensano che quella problematica sia dovuta appunto da questi eventi stressanti. Infatti questo è confermato da centinaia di migliaia di pazienti, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, che soffrono di queste problematiche. Le diagnosi appunto vengono fatte come labirintite piuttosto che neurite vestibolare, ok? Quindi queste persone, se sei tu, potresti soffrire di senso di sbandamento, e il sistema vestibolare, che è un sistema che amministra appunto il corpo nello spazio, quindi in parole povere ti dà il senso di coordinazione per non cadere a terra. Questo sistema in certi casi può essere disfunzionale, può essere danneggiato, ma in questi casi di sistemi eh, nervosi ipersensibili, il sistema vestibulare in realtà è ok, non ha problemi, non hai problemi, quindi veramente non hai problemi nell'orecchio, non hai problemi di vista, non hai problemi nel sistema nervoso,
dal punto di vista organico. Quindi queste diagnosi non ci dicono in realtà veramente nulla, se non il fatto che il tuo sistema nervoso va a creare questi output, questi sintomi, in modo errato perché la sua percezione del corpo è totalmente sfasata. Stavo dicendo appunto degli eventi stressanti di vita. Se sappiamo che tutto è iniziato da da una problematica di stress, sappiamo che la risoluzione può essere quella appunto di stress, quella di portare il nostro sistema da una modalità ghiacciata, ok, a una modalità nuovamente funzionale, equilibrata, come è giusto che sia. Quindi le diagnosi del neurologo sono fatte, sono molto importanti perché ci dicono che non c'è nulla al sistema nervoso centrale danneggiato, quindi non soffri di multipla sclerosi, non soffri di un tumore al cervello e quindi già questo ci dovrebbe far stare molto, molto, molto più tranquilli. La seconda parte è quella della terapia. Quali sono le terapie che funzionano? Ad oggi ho notato che molte delle persone che soffrono di questi sintomi prendono dei mirorilassanti, degli antidepressivi per andare, per compatire con queste problematiche. Chi fa terapia del dolore in Italia principalmente è una terapia o strumentale o farmacologica. Può dare un supporto all'inizio, ma nel lungo termine purtroppo questi sintomi non tendono ad andare via. Se non vanno via, la soluzione è quella multidisciplinare, ovvero di fare un percorso mente-corpo, mind-body. In Italia non c'è molto, ognuno, diciamo, va a trovare i propri strumenti con, magari facendo dello yoga, facendo della fisioterapia, facendo dell'agopuntura, ma quali sono veramente le soluzioni? La ricerca scientifica ci dice che l'approccio multidisciplinare deve essere mirato ad un approccio attivo del paziente, un approccio dove la persona guarisce dall'interno invece che dall'esterno, perché sappiamo che se non mettiamo le nostre risorse come paziente, come cliente, come persona a lavorare per noi, nessuno può guarirci. Una delle persone degli ultimi commenti che mi sono stati scritti su YouTube è quello di una persona che soffre di disturbi neurologici funzionali e mi dice: I professionisti mi hanno detto di ignorare il sintomo, ma tu, Alessio, in questo caso io, dico sempre di accettare il sintomo e capire la radice del sintomo, che alla fine parliamo di paura, una paura di qualcosa, una paura di un'ansia che persiste, di un futuro che non vogliamo, è di un passato è un passato scioccante, è un passato triste. Ecco perché tutto inizia da un grande cambiamento di vita. Se tutto inizia da un lutto e i sintomi iniziano poi ad aggravarsi, sappiamo che quel momento, quel lutto, quella persona che è mancata, ha portato un grande, grande dolore dentro il sistema nervoso. Dolore in senso, ha portato un'ipersensibilità. Questo bambino interiore che abbiamo dentro ha iniziato a gridare, ho iniziato a piangere. Noi abbiamo soppresso quelle emozioni, le abbiamo represse, soppresse e digerite, ma non processate veramente, così che il sistema nervoso è andato in ipersensibilità in modalità perentina, cioè repentina, oppure ha assorbito come una spugna ogni evento. E quello che è successo, il lutto, il cambio di lavoro, qualsiasi cosa che potrebbe essere successa, può essere successa anche qualcosa dal punto di vista fisico, un intervento chirurgico oppure appunto un virus, ok, come il Covid. Il sistema nervoso da qualche parte ha capito che c'era un danno, o un potenziale danno. I disturbi neurologici funzionali, ripeto, non hanno un danno nel sistema nervoso, quindi già questo ti dovrebbe far stare bene. La terapia che io offro con Neurobalance, io e il mio team, è quella
sia mentale che corporea. Quando il sintomo arriva alle stelle, sappiamo che in quel momento è come se quel bambino stesse gridando. Se noi reagiamo con ancora più paura a quel sintomo non farà altro che mantenersi a livelli alti. È un po' come dialogare con un bambino. Il nostro corpo dà questi sintomi corporei, che però sono dati da un cervello ipersensibile, e noi cosa facciamo? Reagiamo con ulteriore ansia, ulteriore preoccupazione, alimentando questo ciclo di ansia e dolore, ansia, sintomo per l'infinito. Questo ciclo si alimenta come una palla di neve che scende da una montagna diventando sempre più grande, non trovando quindi una via d'uscita, diventa sempre più grande, quindi ogni cosa che facciamo, un movimento, un cambio di routine, diventa sempre più difficile. I sintomi diventano sempre più gravi, o meglio, diventano sempre più di alta intensità è così che tu pensi che sei rotto, non riuscirai mai ad andare a uscire da questa situazione, ma in realtà la soluzione c'è ed è quella di stoppare tutto, uscire da quei gruppi Facebook in cui tu sei entrato o entrata, non fare più ricerche su Google e capire, spero che tu con questo con il mio canale riesci a capire che i tuoi sintomi in realtà sono benigni, che tu non sei rotto o rotta, che non hai bisogno di aggiustamenti a livello vertebrale o bacino, o non hai bisogno di terapie strumentali per stare bene. E mi espongo, non hai bisogno neanche di terapie farmacologiche per stare bene. È vero che questo può andare contro molte persone, può andare contro chi ti ha detto che devi mantenere un certo regime farmacologico per stare bene. Io non sono un medico, voglio dirtelo, non mi prendo la responsabilità di dire a nessuno, soprattutto in questo podcast, ma anche eh, nelle mie terapie, non mi prendo la responsabilità di dire eliminiamo la parte farmacologica, anzi, quello che penso è che all'inizio può dare un supporto, ma con l'integrazione di un approccio multidisciplinare come uno psicologo, un fisioterapista olistico, questi sintomi vanno giù. E questo lo posso dire perché io personalmente ho seguito persone che soffrivano da dolori, di disturbi di questo tipo, come appunto senso di sbandamento, cervicalgia. Una persona che abbiamo appena finito qualche mese fa, Federica, aveva scritto anche una recensione su Trustpilot. Se volete vedere, andate su Trustpilot, scrivete Alessio Veneziano o Neurobalance, troverete tutte le recensioni. In 2 mesi, lei è riuscita a riprendersi una vita normale, una vita in cui invece di avere sbandamenti ogni giorno, iniziava a averne una volta a settimana o 2 volte a settimana. Le intensità dei sintomi sono andate giù radicalmente, così che se questi sintomi vanno giù, tu riprendi una vita normale. E voglio rispondere a quella persona, a quel commento che mi ha detto: ma allora cosa dobbiamo fare? Ignorare i sintomi e aspettare che vanno via o accettarli? Puoi spiegare meglio? Nella mia terapia che si chiama Pain Reprocessing Therapy, oltre a quelle altre terapie che faccio con il tapping, con la scrittura espressiva, in particolare nella Pain Reprocessing Therapy, è un modo per ricablare il cervello, cioè proprio ricablarlo nel senso che i tuoi sintomi devono essere accettati o comunque non visti come critici per il sistema nervoso, è un modo per far capire al tuo cervello che non si trova in allerta, non si trova in un ambiente in cui deve per forza scappare, è quello di essere consapevole che questi sintomi non sono dannosi. Uno, quando senti sintomi di non reagire in modo ansioso, di non andare incontro, cosa voglio dire? Che li senti, non li ignori, li senti, ma non gli dai quell'importanza di prima. Anche solo 1-2% di importanza in meno
fa la differenza nei giorni. Quindi quando il sintomo arriva, parlati dicendoti io sono ok, è tutto ok, è tutto a posto, questi sono sintomi nociplastici, io sono al sicuro. Datti queste affermazioni all'interno, quando senti questi sintomi, datti queste affermazioni. Inizia a fare quelle meditazioni che trovi nel mio canale, tracciamento somatico, meditazione. Falli diventare una routine. Prenditi 15 minuti al giorno nel tuo calendario per praticare e all'inizio magari non vedrai nulla, non vedrai i risultati, non vedrai i sintomi andare giù, ma alla lunga starai meglio. Quanto alla lunga? Questo è vero, posso darti delle tempistiche in modalità, diciamo, generica, dai 2 ai 6 mesi normalmente queste problematiche vanno giù drammaticamente se seguite con un approccio multidisciplinare. Se non segui questo approccio multidisciplinare, vuoi fare tutto da solo, da sola, puoi farlo nel mio sistema, in questo YouTube channel, trovi una marea di pratiche gratis. Quindi do l'opportunità a tutti di praticare queste meditazioni. Se non sei una persona che ama la meditazione, c'è il tapping, se non c'è il tapping, c'è la scrittura espressiva, ma tutte queste devono essere anticipate da un'educazione al sistema nervoso. Si chiama Neuroscience Pain Education, che è una vera e propria terapia, cioè il capire perché queste problematiche agiscono nel corpo, appunto perché queste paure, queste ansie, questi stress possono generare questi sintomi anche molto intensi nel corpo, ma nel corpo non c'è nulla che non va. Ecco perché tutte le diagnosi hanno escluso problematiche gravi. Quindi serve una collaborazione sicuramente con i professionisti medici, quindi neurologi principalmente. Un neurologo deve escludere problematiche strutturali e questo molto probabilmente l'hai già fatto. E lì, da là, andare avanti su una terapia multidisciplinare. Piano piano queste meditazioni portano sicurezza dentro di te in modo che questi sbandamenti, questi sintomi avranno un'intensità minore o se avranno la stessa intensità tu sarai capace di avere una sorta di distacco tra il sintomo e la tua emozione. Cosa voglio dire? Che queste crisi che tu hai saranno sempre più gestibili. Una dei sintomi che mi sono dimenticato di dire sono le crisi dissociative, un qualcosa che io non ho mai sentito nella mia pelle, ma che sento sempre più spesso. Il fatto, appunto, di sentire la mente e il corpo totalmente dissociati, la tua identità come persona è sfasata. Senti che la tua mente fa una cosa, il tuo corpo ne fa un altro, ti senti fuori, ti senti con la testa fra le nuvole, ti senti che perdi addirittura la memoria a breve termine e lì diventa veramente dura pensare che queste problematiche siano causate da un sistema nervoso ipersensibile, perché lo so che la tua mente va poi nel tragico, nel catastrofico, ma devi capire che l'effetto placebo, ovvero l'effetto quello benefico delle parole che ci diciamo nel corpo o di quelle iniezioni di acqua, sale e zucchero che ti vengono iniettate dietro la schiena dicendoti questa è una, una medicina che ti farà bene. E tu non sai neanche che quella è acqua e zucchero o acqua e sale e ti fa star bene. Quella è placebo, questo è l'effetto placebo. Noi abbiamo vissuto fino ad oggi con l'effetto nocivo, ovvero il contrario, il catastrofizzare tutto, il rimanere sempre preoccupati, fobie di qualsiasi natura, il rimanere attaccati al cellulare a scrollare post dopo post, il rimanere attaccati alle email, guardando se ne arriva sempre una nuova, le notifiche del cellulare, il fatto di rimanere a casa eh, guardando la televisione con una marea di pubblicità, le news in TV,
Ecco che questa TV che vedi qua dietro non è stata mai usata, a parte qualche film su Netflix che vedo, ma non è che è un problema vedere la TV, ma dobbiamo essere consapevoli di cosa stiamo dando da mangiare al nostro sistema nervoso. Parlando di cibo, non voglio fare un altro, magari ne farò un altro di video sulla nutrizione, ne abbiamo fatte diversi, ne ho fatto uno in particolare con un nutrizionista amico sul cibo e l'infiammazione, ma voglio dirti che non è veramente quella pizza che ti mangi la sera piuttosto che la glutine che crea questi problemi. I problemi erano già là, solo che sono stati triggerati, alimentati da diverse cose. La glutine, è vero, crea un'infiammazione ulteriore se hai intolleranze, ma non tutti hanno queste intolleranze, ok? Quindi il cibo è una terapia, ma non dobbiamo neanche pensare che dobbiamo cambiare dieta per risolvere questi disturbi neurologici funzionali. La radice, la causa del problema, per quello che ho visto, per la mia esperienza sulla mia pelle e su quella appunto dei pazienti che abbiamo seguito fino ad oggi, che sono decine, decine di pazienti, oramai quasi diventati centinaia dal punto di vista online, perché magari non direttamente uno a uno, ma persone che hanno fatto le nostre meditazioni, le mie meditazioni, mi hanno detto, mi hanno aiutato molto. Sono appunto cause di paura, cause di ansia, cause di stress represso, emozioni represso, perfezionismo, fare tutto al massimo dei livelli. Ci mettiamo troppa responsabilità addosso, non con poca autostima. Cerchiamo sempre di fare, di farci, di essere compiacenti, di farci piacere a tutti i costi dalle altre persone. Non amiamo il conflitto. Potrei andare avanti sulla la parte di personalità. Ecco perché la personalità, appunto, è molto molto chiara su queste problematiche. Come ti ho detto all'inizio del video, non ho sofferto di disturbi neurologici funzionali, ma questi rientrano nei sintomi nociplastici. E se guardiamo la personalità di una persona che ha sintomi nociplastici, dolorosi o non dolorosi, ha un particolare carattere, una particolare personalità. Oggi voglio dirti che non devi cambiare necessariamente quella personalità, voglio solo che fai una connessione, voglio solo che sii consapevole del fatto che questi sintomi possono essere dati, anzi sono dati nella maggior parte delle volte da un sistema nervoso ipersensibile e da repressioni delle emozioni. Uno, quindi, è quella di essere consapevoli di questa connessione mente-corpo, di non andare a cercare soluzioni esterne, farmacologiche, ehm, piuttosto che strumentali, ok? Piuttosto che anche fisiche. E di andare a studiare, vederti questi video e di capire che la soluzione c'è ed è dentro di te, è dentro di te. Guarda magari i link in descrizione dove avrai una marea di risorse, in particolare una che ti farà capire se soffri di disturbi neurologici funzionali o di sintomi nociplastici, c'è un test che puoi fare e non è una diagnosi, ti dà comunque una panoramica. Se hai bisogno di supporto ulteriore, noi siamo qua. Se hai bisogno di un approccio multidisciplinare, noi siamo qua. Scrivici nei commenti, facci sapere se questo video ti è stato utile. Non lo chiedo quasi mai. Iscrivetevi al canale per supportare quello che faccio. Per me è veramente un onore essere da questa parte e dare queste informazioni. Avrei voluto averle prima quando soffrivo di dolori nociplastici. Mi sarei risparmiato 5 anni di dolori e altri forse 4 anni o 5 anni di studi. Ma forse tutto ha un perché, niente arriva per caso. Sono veramente contento comunque di fare questo percorso con voi. Quindi se vi sta aiutando, scrivetemi un commento, questo mi dà veramente tanta forza di andare avanti in questo percorso online che non è sicuramente
facile, perché in Italia siamo veramente pochi che lo facciamo e quei pochi a volte non vengono poi presi veramente sul serio, quindi sto cercando anche qui in Sardegna o in Italia di creare connessioni con medici, connessioni con altri centri multidisciplinari per non solo fare, dargli supporto, ma anche di creare una rete italiana di medici e di professionisti che creano una terapia diversa, rispettando appunto quello che la neuroscienza oggi ci dice, che molte delle malattie, molte dei disturbi sono di natura psicosomatica. E quando sentiamo psico, la gente si mette in paura perché pensa che non è pazza, pensano che è tutto nella loro testa, ma questo è molto di più. Voglio dirti che non sei pazzo, che non è tutto nella tua testa, i sintomi sono veramente reali nel corpo, ma dobbiamo abbassare questo volume del sistema nervoso. Lo possiamo fare e spero di averti dato qualche strumento. Questo è tutto. Io sono Alessio Veneziano. Scrivimi nei commenti se ti è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.